nostro super tecnico, vale a dire Vittorio Adorni, vincitore di Giro d'Italia, campione del mondo, uno dei più grandi campioni del nostro firmamento, un campione anche di fair play, ottimo compagno di cordata in questo Giro d'Italia, ma non solo in questo Giro, in tutte le grandi classiche. Quest'anno infatti con grande spazio, con dovizie di mezzi, il pool sportivo vi ha presentato tutte le classiche della stagione, saremo presenti a tutte le corse valide per la Coppa del Mondo, vale a dire anche al Gran Premio di San Sebastiano. Eccoci all'arrivo. C'è un corridore che ora transita sul traguardo ma è doppiato, ha il numero 17, gli ha portato veramente sfortuna, si tratta di Klimov e siamo all'ultimo chilometro. Klimov deve ancora percorrere un giro per gli appassionati della Cabala. Ricordiamo che il suo numero di gara era il 17, quindi era iniziato con la sfortuna del corridore che partiva 17esimo a Bari, che non aveva preso il via, e si conclude sempre con questo sfortunatissimo 17 con Klimov che fora ed è doppiato. Ed eccoci allo sprint. Cipollini, Baffi, vediamo Cipollini ancora in quarta posizione, Cipollini alla maglia ciclamino di leader della classifica a punti, quindi si presenta ancora con un testa a testa, perlomeno a questo punto ai 400 metri, tra Cipollini, che vediamo in terza posizione, accanto a lui cerca un varco Baffi, mentre sono gli uomini dal Tongo in testa. Ecco lanciato lo sprint, c'è Baffi sulla destra ma è Cipollini nettamente al comando ed è Cipollini che vince con Baffi in seconda posizione, e in terza posizione si è piazzato Giovanni Strazzer. Allora rivisitiamo lo sprint mentre vediamo Podentana che per primo si complimenta con Gianni Bugno che ora riceve veramente la stretta di mano. Ecco Giovannetti si è avvicinato, Giovannetti vincitore. Salutiamo l'impresa di Bugno, maglia rosa dal primo all'ultimo giorno, come Merckx nel 73. Per l'Italia c'è anche la consapevolezza di essere tornati a primeggiare nelle corse a tappe, prima Giovannetti in Spagna, ora Bugno.